speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare programmi e candidati in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nostra ospite in questa occasione Eva Liberalato, candidata alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Bentrovata, grazie per essere con noi. Bentrovati a voi. Come dicevo, Eva Liberalato, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Castelfranco, la sua città, poi di tutto il comprensorio dei comuni dell'area e anche di alcuni comuni del veneziano, Martellago, Noale e Scorzè, questa propagine veneziana del collegio. Eva Liberalato, lei ha 2 figlie e in un nostro precedente appuntamento diceva in effetti da genitore quando escono sole 2 figlie ormai adolescenti e che quindi chiaramente reclamano la loro dovuta libertà, però dice io da madre a saperle uscire magari la sera con gli amici, sì, un po' in pensiero resto, e questa è sensazione comune a tutti. Insomma, questo per dire che c'è un'emergenza sicurezza anche nel nostro territorio, secondo lei? Sicuramente, se andiamo a guardare rispetto agli anni in cui noi eravamo giovani, oggi ci sono un sacco di pericoli in più. Sicuramente c'è una diffusione delle sostanze stupefacenti, di altri dell'alcol, che agli tempi nostri probabilmente era più contenuta. A questo si aggiunge che abbiamo un problema di delinquenza che oggi è molto più forte, i fatti di cronaca ce ne parlano ogni giorno, quindi io come genitore, ma anche gli altri genitori con cui ho modo di parlare, avere dei figli e sapere che si muovono da soli con i mezzi pubblici, vanno in discoteca o reclamano di poter uscire la sera da soli, abbiamo una certa dose di apprensione effettivamente. Lei è avvocato anche da tecnico, appunto, oltre che naturalmente da genitore, da cittadino in primo luogo. Cosa si potrebbe fare, cosa si dovrebbe fare appunto per garantire maggiore sicurezza ai nostri figli e non solo? Beh, sicuramente dovremmo implementare, e questo è anche previsto dal programma del Movimento 5 Stelle, le forze pubbliche, perché però non si può agire solo su questo, cioè aumentare il numero degli agenti, se possibile magari dare anche la possibilità a loro di muoversi, perché è inutile che abbiamo 10.000 agenti, 500 macchine, ma poi non abbiamo la benzina con cui muoverci sul territorio, quindi queste ovvietà diciamo ci stanno, ma è inutile nasconderci dietro a un foglietto. Il problema grosso è il problema dell'immigrazione. Non siamo in grado di gestire questa quota enorme di immigrati che abbiamo all'interno del nostro Stato e che vivono loro in condizioni di disagio estremo, ma fanno vivere anche noi in situazioni di pericolo, perché chiaro è che fra 1.000 persone degne di asilo politico, di aiuto eccetera, purtroppo ci troviamo a non aver ancora visionato tutti lo status di ogni singolo cittadino, quindi ci scappa anche, passi il termine, la mela marcia. Sicurezza e immigrazione, vanno bloccati gli sbarchi? Beh, gli sbarchi non possono essere bloccati oggi come oggi, nel senso se arriva un barcone di persone non possiamo certo pensare di lasciarle annegare in mezzo al mare, sicuramente andranno salvate. Quello che va rivisto però è la modalità con cui questo avviene. Bisogna rivedere il famoso Trattato di Dublino, che paradossalmente, io l'ho detto, non sono un'addetta alla politica, mi ci affaccio adesso, ne avevo sentito parlare, adesso che ho visto nel dettaglio la cosa mi stupisce estremamente sapere che è il centrodestra che ha voluto questo tipo di trattato che ci crea, è quello che ci crea oggi i problemi. Praticamente nel momento in cui il migrante sbarca sul suolo italiano, proprio perché è il primo suolo su cui è messo piede, diventa un peso per lo Stato, un problema più che un peso, unicamente dello Stato italiano. Arriva, esatto, la richiesta di asilo politico deve essere gestita da noi. Allora, se facciamo parte dell'Europa e l'Europa ci chiede tante cose, anche noi dovremmo avere la possibilità di chiedere all'Europa di prendersi una quota parte di questi migranti che arrivano. Questa è una delle cose su cui lavorare, anche perché negli altri paesi d'Europa una richiesta di asilo politico viene smaltita in 6 mesi. In Italia abbiamo 18 mesi di tempo, quindi bisogna assolutamente che implementiamo anche da noi gli enti preposti alla valutazione, ma addirittura a monte, visto che ci sono delle ambasciate
italiani e anche degli altri paesi europei, nei paesi da cui provengono queste persone, potremo incaricare le ambasciate di valutare le richieste di asilo direttamente da là e creare quindi delle vie di legalità in modo tale che non arrivino più col barcone. Ancora altri modi anche per creare adesso un contenimento a queste persone è quello di riportare allo Stato il compito di dare a loro un luogo in cui soggiornare, perché purtroppo sappiamo come vanno le cose. Questi famosi 35 euro che vengono destinati alle cooperative che li prendono in gestione non sono poi effettivamente utilizzati per dare vitto, alloggio e quant'altro a queste persone, e anche per rieducarle e per controllare che tutto vada bene, perché effettivamente se all'interno di una struttura che può accogliere 3.000 persone ce ne sono 4.000, va da sé che un bel po' scapperanno da quel posto, non vengono controllate, quindi bisognerebbe lavorare su questi fronti. L'immigrazione non possiamo nasconderci, ci sarà sempre, ma va gestita in un'altra maniera. E in conclusione, una battuta, proprio questa mala gestione, a suo parere, attuata finora dell'immigrazione, sta rischiando di creare una deriva xenofoba anche in Italia? L'abbiamo visto dai fatti recenti dei giorni scorsi, quello che è accaduto anche a Macerata, e sappiamo anche che siamo al vaglio delle elezioni politiche, adesso ci sono delle forze politiche che, mi passi il termine, ci stanno marciando sopra. È un fenomeno, quello dell'immigrazione, che va contenuto, ma va contenuto in modo civile. È inutile sbandierare e farne un cavallo di battaglia, va risolto. Grazie a Eva Liberalato, candidata del Movimento 5 Stelle per la Camera nel collegio di Castelfranco, collegio uninominale Castellana Veneziano. Grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a lei, arrivederci. Grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito. Vi rinnovo l'appuntamento con gli spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.